Si è svolto stamani presso la Sala Zeus del Palacongressi di Agrigento il convegno finale del progetto OK Open Knowledge sul tema la mappa delle criticità nel processo di restituzione alla società civile delle aziende confiscate. I lavori sono stati introdotti dal segretario generale della Camera di Commercio Gianfranco Latino, dal referente camerale del progetto Patrizia Pennino, previsti gli interventi di Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, che ha portato il suo saluto, di Filippo Romano, prefetto di Agrigento, Calogero Dulcimascolo, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Patrizia Pilato, dirigente scolastica del Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo. Tra gli interventi anche quello di Cosimo Antonica, dirigente NBSC, e Giacomo Minio, docente di economia politica. I lavori sono stati conclusi in videoconferenza con l'intervento di Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero degli Interni. Sì, questo progetto è il culmine di un cammino che ha fatto la Camera di Commercio unitamente al Centro Studi Tagliacarne e di Camera. Naturalmente abbiamo avuto la collaborazione di tutte le istituzioni e in primis la Prefettura, con il prefetto Cocciuva che è stato al nostro fianco in tutte le nostre iniziative. Quindi una cosa ottima, una cosa da portare avanti nel miglior modo possibile. È un tema molto complesso e senza nessun problema è un eufemismo, perché ogni volta che un'azienda viene confiscata passa comunque di proprietà, in un certo senso passa di mano, passa di gestione. Anche prima, durante il sequestro, è molto importante che la pubblica amministrazione, lo Stato per primo, riesca a individuare le persone giuste per affidare loro le aziende, in quanto non deve succedere quello che talvolta in passato è successo, e cioè che un'azienda nel momento in cui subisce, fra virgolette, la confisca e prima ancora il sequestro, abbia a ricevere dei danni sul fatturato e soprattutto sull'occupazione. Nessuno deve poter dire che si stava meglio con la gestione precedente. Quindi è un impegno fortissimo da parte dello Stato, e in questo tutto il sistema delle Camere di Commercio, il sistema camerale, è un grande appoggio. E dicevo, l'obiettivo fondamentale è la gestione, non dico migliore, possibilmente sì, ma quantomeno allo stesso livello di efficienza di quanto fosse prima. Il congresso che oggi celebriamo si inserisce in un progetto OK Open Knowledge di natura nazionale finanziato con i fondi del PON Legalità e che è stato organizzato in collaborazione con Union Camere e tutte le società di sistema. L'obiettivo di oggi è quello di rappresentare due momenti che sono fondamentali. Il momento conoscitivo, che è quello fondamentale per poter, attraverso il portale Open Data Aziende Confiscate, che è stato realizzato in collaborazione tra il Registro Imprese e l'Open Regio dell'Azienda Nazionale dei Beni Confiscati e Sequestrati alla Mafia, attraverso questo portale si vuole mettere un focus e conoscere la realtà delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio attraverso la conoscenza di questo fenomeno particolare che è quello delle aziende confiscate. Il secondo momento è di tipo propositivo, perché attraverso questo convegno vogliamo esporre i risultati del laboratorio che si sono svolti nel corso di 2 intensi anni di attività, e con le proposte, le idee e le soluzioni al problema di cercare il modo di superare le criticità che ostacolano un efficace reinserimento delle aziende confiscate nel circuito dell'economia legale. Dottoressa Patrizia Pennino, lei è la referente della Camera di Commercio che cura questo progetto, un progetto sicuramente impegnativo. Ecco, quali sono le difficoltà che maggiormente si incontrano nell'attuare questo progetto? Questo abbiamo fatto appositamente un laboratorio. Intanto siamo partiti con il progetto facendo animazione nel territorio, quindi formazione, per poi arrivare a quello che è un incontro finale tra gli esperti. Abbiamo convocato presso la Camera quindi gli esperti e rappresentanti dell'università, amministratori quindi giudiziari, le istituzioni, e abbiamo creato un tavolo di confronto proprio per discutere su quelle che sono le criticità per la riassegnazione quindi delle aziende confiscate quindi al territorio. Riassegnazione e quindi il reinserimento in un tessuto sano praticamente un tessuto sano quindi dell'economia. Infatti il nostro slogan è questo:
riconoscerle, reintegrarle e riutilizzarle. E infatti i dati, gli Open Data, quindi la piattaforma delle aziende confiscate, è proprio messa a disposizione di tutti nel rispetto della trasparenza, per venire a conoscenza di quante sono le aziende confiscate nel nostro territorio, e nel caso specifico sul territorio di Agrigento sono numerose, soprattutto si può vedere in quali settori queste aziende gravitano. Quindi c'è un registro su cui si può controllare? Ha una piattaforma. Perfetto. Che chiunque può entrare, può consultare i dati. E offrire di gestirlo, insomma. Assolutamente sì, quindi intanto sensibilizzare diciamo al cittadino che ci sono queste aziende che sono in amministrazione, ma non potranno stare in amministrazione sempre. È giusto che vengano riconsegnate alla collettività, è giusto che sia una ricchezza, certo, quindi per la società, quindi civile. Noi lavoriamo per questo, per sensibilizzare, ma soprattutto la Camera di Commercio è al centro, quindi tra le istituzioni, per fare come punto di raccordo, quindi assolutamente per raggiungere quell'obiettivo. Certo, io sempre dico che la gestione delle aziende confiscate è uno degli elementi operativi più complessi dell'Agenzia dei Beni confiscati alla criminalità organizzata, che io dirigo, in particolare la sede di Palermo. E proprio la Sicilia è in cima alla graduatoria delle aziende con il numero più alto di aziende confiscate, soprattutto aziende che sono ancora attive. Certamente sappiamo che la maggior parte delle aziende sono in corso di liquidazione, però noi ci proponiamo con questo convegno di dimostrare l'importanza della normativa antimafia, che consente sin dalla fase del sequestro una sinergia tra autorità giudiziaria e agenzia in funzione di ausilio già in quella fase, di stabilire quali possono essere i processi di restituzione al mercato di un'azienda al netto dei costi appunto di legalità, perché riportare un'azienda sui binari della legalità significa correre il rischio che quell'azienda non può stare sul mercato, e allora questa è la sfida e soprattutto il tema di questo convegno: far sì che regolarizzando l'azienda possa, nelle mani dello Stato e dell'erario, possa invece vivere salvaguardando anche il livello occupazionale, salvaguardando anche quelli che sono i crediti che aveva da onorare con i creditori in buona fede. Quindi è un lavoro complesso, ma che comunque sta dando i suoi frutti, perché con questo lavoro sinergico, che comprende oggi anche la Camera di Commercio, siamo nelle condizioni di traguardare un futuro di maggiore efficienza nella gestione delle aziende che costituiscono il tessuto produttivo, ancorché provengano da mani non chiaramente legali, ma che comunque sono sempre unità produttive. Il progetto ha posto le basi su una serie di dati che vengono fuori dalle rilevazioni appunto istituzionali, sono stati anche dati elaborati dall'Istituto Tagliacarne, e su questo abbiamo lavorato. Ci sono delle aziende che, devo dire, riescono anche ad essere reinserite positivamente nel circuito economico virtuoso. In Sicilia abbiamo circa 580 aziende confiscate. Di queste l'analisi è stata effettuata su circa 137 aziende e si riesce a sviluppare un volume d'affari pari a 74 milioni di euro con circa 114 risorse economiche impegnate. Sono dei percorsi delicati, sono dei percorsi abbastanza, devo dire, lunghi, e anche lo studio effettuato e consegnato proprio stamattina verrà discusso, prende in esame le criticità, ma anche quelle che sono delle formule per poter superare le criticità in atto, come per esempio l'accesso al sistema del credito.